Nel precedente episodio avete visto io che parlo con degli amici. C'è della gente importante, Io, ma soprattutto che ci fai a Roma. Il grande Livio Campus. Batteristi che suonano. Chitarristi che suonano. Intanto iscriviti al canale e ricordati di schiacciare sulla campanellina. E tu mi racconti? Chi è questo che sta fa casino? Lui? Oh, non lo so, ha iniziato a spiegare una cosa sui 4 quarti, su... Bene, andiamo a vedere chi è. No, vai dopo. Quindi partiamo sempre dal paradiddle. One and two and three and four and one and two and three and four and one and two and three and four and one and a two and a three and a four one and a two and a three and a four. Ora questo count voce devo andarlo a incastrare su tutto l'esercizio che ho fatto poc'anzi. 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1. Allora, Alfredo, come stai innanzitutto? Andiamo avanti. Guarda, sono appena arrivato e questo è il primo stand che... Hai visto? Incontri me come prima volta. Siamo alla grande. Dai, allora ci vediamo in giro. Senza. Buon lavoro, buon divertimento. Ciao. Ciao. Grande Simone Giallorenzi, come ti sembra quest'anno? Sempre meglio, musica è un posto magico per Roma, per l'Italia, perché qui si incontra la passione di tanta gente che fondamentalmente la musica è passione, quindi si incontra la passione di tanta gente per gli strumenti e per la musica stessa. Scusa, c'ho una caramella. Ma figurati. Senti, ma invece prodotti Yamaha e Lane 6 nuovi sono usciti? Beh, è uscita la nuovissima HX Stomp di Lane 6, che ho fatto un video che è uscito qualche giorno fa in anteprima, che è una figata pazzesca. Si può dire pazzesca? Sì. Ok, una figata pazzesca. Se in questi giorni qualcuno le volesse provare, allo stand sono tutte disponibili. Beh, penso che questo video uscirà dopo. Perfetto, allora spero per voi il prossimo anno che voi le abbiate provate. Se non è così, andate nel negozio più vicino a vostra casa e provate. Va bene. Senti, stai insegnando, stai studiando, Guarda, stai suonando? Dopo 21 anni di insegnamento è il primo anno, lo dico in anteprima mondiale alla tua telecamera, è il primo anno che non insegno in nessuna scuola. Meno male. Semplicemente perché sto facendo il tour di Mamma Mia, il musical teatrale, quindi saremo in tour da settembre a marzo e quindi era praticamente impossibile. Quindi continuo la mia attività nei conservatori, io insegno al Conservatorio di Monopoli e al Conservatorio di Salerno. Vabbè, così sanno dove trovarti. Assolutamente, o comunque mi troverete su Facebook, su Instagram, voi cercate Simone Giallorenzi e mi trovate. Va bene. Livio, è sempre un piacere. Ci vediamo, magari qualche volta suoniamo pure. Magari, tu non mi hai mai invitato, lui non mi invita a suonare. Non che mi devo invita, fare? non. Trova dei progetti fighi e chiamami. Ok, ciao. Io odio i dossi, dai più piccoli ai più grossi, quando distrattamente, inavvertitamente, il polpolo si prende. Io odio i dossi, dai più piccoli ai più grossi. Allora, per chi non lo conoscesse, lui è Marco Mamuliti, che è il responsabile di una rivista online che si chiama Planet Drum, che ci siamo conosciuti a una manifestazione creata dalla loro rivista, da lui in particolare, Esatto. che era un contest per batteristi internazionale, e io lì ho vinto l'endorser con la Fix It con Aramini.
A distanza, quello lì era il 2011. 2010. Però noi abbiamo fatto l'esibizione al Batterica del 2010. Esatto, perché era la finale, Esatto. era la finale Esatto. per i primi 3 classificati, quindi Esatto. si esibivano. A distanza ormai di tanti anni, sono 7 anni. 7 anni da allora, sì. E allora, Che Batterica era non il- esiste più, Elettrica e Batterica non esiste, esiste Roma Music Expo che è l'evoluzione. Come l'hai vista questa prima giornata? Alt, l'intervista finisce qui, per vederla interamente dovete andare su planetdrum.com. Che cos'altro dirci? Ci vediamo domani. Beh, ci vediamo domani. E quindi buona, ci vediamo. buona musica a E tutti. andate su Planet Drum, vi lascio il link in descrizione. Ciao ciao! Ciao a tutti.